Piazza Rinaldi, Buranelli, Piazza Pio X, Pescheria, Piazza Borsa, Ponte dell'Università e Calmaggiore. Treviso riaccendi, cuori luminosi riproponendo l'iniziativa dello scorso anno in occasione di San Valentino. Dal 18 gennaio al 18 febbraio, girando per la città, ci si potrà imbattere nelle romantiche installazioni per scattarsi un selfie, scambiarsi un bacio, ma anche per prendersi cura di se stessi e del proprio partner. Comune e Veneto Imprese Unite, infatti, hanno dato vita all'iniziativa che, grazie alla collaborazione del presidio ospedaliero di Monastier, guarda alla prevenzione delle malattie cardiovascolari che sono la principale causa di morte in Italia. Accanto ai cuori sarà installato un totem. Inquadrando il QR code si potranno avere informazioni sugli stili di vita da adottare per prevenire queste patologie. Anche la possibilità di prenotare un check-up che potrà essere o singolo o di coppia, appunto perché vorremmo che una persona pensasse alla salute del proprio partner e gli regalasse questo tipo di approfondimento. Il check-up con tariffe scontate sarà disponibile per tutto il periodo dell'iniziativa, così come l'impegno dei commercianti con vetrine a tema e menù particolari legati alla festa degli innamorati. Unire le emozioni di San Valentino anche alla cultura della prevenzione credo che sia davvero un messaggio importante che parte dalla città di Treviso. Non saremmo riusciti a fare tutto questo senza i nostri commercianti e senza la casa di cura Giovanni XXIII. Nel giorno della memoria, il 27 gennaio, i cuori resteranno spenti nel rispetto e nel ricordo delle vittime della Shoah.